Ciao, benvenuto! Il video di oggi farà parte di una piccola miniserie di 3 o 4 episodi dedicati all'escursionismo invernale. Ho già fatto un video dedicato a questa piccola serie, l'ho girato circa un anno fa ed è sulle ciaspolate, dedicato interamente alle ciaspolate. Lo troverai qui sopra e poi te lo lascio anche sotto in descrizione. Se non l'hai ancora visto ti consiglio di farlo. Oggi invece parleremo dell'abbigliamento adatto per l'escursionismo invernale. Per molti la stagione invernale è quella meno adatta per le escursioni. A me personalmente l'inverno piace molto, non solo perché c'è la neve e quindi si può andare a ciaspolare, ma anche perché si possono percorrere un sacco di sentieri a bassa quota nelle zone collinari o nelle prealpi, che di solito nella bella stagione sono infestati dalle erbe o dai rovi. In ogni caso, che sia una ciaspolata o una passeggiata a quote più basse, d'inverno bisogna vestirsi bene per sopportare al meglio le temperature basse e non soffrire il freddo. Come al solito, la regola per evitare di avere freddo è vestirsi a strati, ovvero a cipolla. 3 sono gli strati fondamentali che dovrai utilizzare per un'escursione invernale. Poi potrai aggiungerne altri, ma almeno questi 3 vanno utilizzati. Il primo strato viene chiamato base layer o strato interno, è quello strato che serve a mantenere la temperatura corporea costante e deve essere in grado di traspirare, cioè di mantenere la nostra pelle asciutta. Questo strato infatti è a contatto con la nostra pelle. Durante un'escursione suderemo ed è proprio questo strato che deve estrarre il sudore dalla nostra pelle e portarlo all'esterno. Per questo strato ti consiglio di utilizzare un intimo termico, che può essere in lana merinos oppure in poliestere. Ormai sul mercato esistono moltissimi tessuti e combinazioni di tessuti che garantiscono delle ottime performance. Ti consiglio di non risparmiare su questo strato. È molto importante che l'intimo termico funzioni e che non si inzuppi. Soprattutto lascia perdere il cotone che tende ad inzupparsi di sudore e poi sta moltissimo ad asciugarsi. Dopo questo strato c'è il mid layer o strato intermedio. Questo serve a trattenere il calore del nostro corpo. Se le giornate sono particolarmente fredde puoi suddividerlo in 2 strati. Io personalmente utilizzo una camicia in tessuto tecnico a contatto con il layer più interno e poi utilizzo una maglia in pile. Se invece le giornate sono meno fredde utilizzo il pile e sopra ci metto un gilettino di quelli leggeri che magari sia anche un po' windstopper. Anche in questo caso lascia stare il cotone, il tessuto migliore è il pile. Il pile è leggero, è traspirante e soprattutto sta poco ad asciugarsi. Infine abbiamo lo strato esterno. Questo serve a mantenere il tuo corpo protetto dal freddo, dal vento e dalla pioggia. Solitamente questo strato è costituito da una giacca che sia leggera o pesante a seconda delle temperature, ma mi raccomando deve trattenere l'aria ed eventualmente la pioggia o la neve. Il discorso sull'aria è importante perché gli strati precedenti non sono in grado di trattenere il vento o l'aria, per cui soprattutto nelle giornate più fredde, se c'è anche vento, la temperatura percepita sarà maggiore e una giacca è fondamentale per evitare di soffrire troppo il freddo. La giacca va sempre portata con sé, per cui per le escursioni invernali ti consiglio di utilizzare uno zaino di almeno 30 litri, in modo che la giacca, se fa troppo caldo, la riponi nello zaino e poi la utilizzi solo al momento del bisogno oppure quando ti fermi. Vestirsi a strati è importante perché questo ci consente di levare o togliere questi strati a seconda se abbiamo più o meno caldo o a seconda se faccia più o meno freddo. Se ti vestirai in questo modo avrai sempre la possibilità di regolare la tua temperatura e sudare il meno possibile, mantenendoti asciutto e caldo. Per quanto riguarda le gambe, il mio consiglio è quello di utilizzare dei pantaloni da trekking invernali che siano leggermente felpati al loro interno e che resistano sia all'acqua che ci cade sopra, ma anche che non si inzuppino se ad esempio camminiamo nella neve. I jeans, i pantaloni di velluto ormai lasciali perdere, appartengono al passato. Esistono sul mercato moltissime soluzioni con tessuti tecnici che tengono caldo e non si bagnano. Se ti muovi in ambiente nevoso ti consiglio l'utilizzo delle ghette, che però possono essere utilizzate anche a quote più basse. Le ghette in caso di neve eviteranno che i pantaloni si bagnino, mentre ad escursioni a quota più basse serviranno ad evitare che i pantaloni, che soprattutto il fondo dei pantaloni e le scarpe si infanghino eccessivamente.
Per quanto riguarda i calzini, ti consiglio di utilizzare calzini da trekking invernali che presentino nella loro composizione una certa quantità di fibre di lana. Se sei particolarmente freddoloso, sia per i piedi che per le mani esistono degli scaldini chimici. Possono essere utilizzati, io personalmente non li ho mai provati, ma so che funzionano. Per quanto riguarda le scarpe, esistono le scarpe da escursionismo invernale, però se non sei solito frequentare le montagne d'inverno, soprattutto con temperature molto rigide, possono bastare i classici scarponi, le pedule, quelle che proteggono anche la caviglia. L'importante è avere cura di loro, quindi se sono in pelle spalmarle di grasso, se sono in altri materiali utilizzare quegli spray impermeabili in modo da preservare il più possibile la vita dei nostri scarponi. Infine vediamo due indumenti estremamente importanti d'inverno. Sto parlando della cuffia e dei guanti. Partiamo dai guanti. Le estremità sono la prima parte del nostro corpo che va a raffreddarsi. Io personalmente preferisco utilizzare dei guanti leggeri che mi permettano una certa sensibilità se devo usare la macchina fotografica, ma anche se devo cercare qualcosa all'interno dello zaino. Una buona soluzione per le giornate più fredde, unito a un paio di guanti tradizionali di questo tipo leggeri, può essere utilizzato un paio di guanti a manopola inseriti sopra i guanti più leggeri. Questi andranno a tenere di sicuro più caldo di un paio tradizionale più pesante, perché il guanto a manopola riduce la superficie a contatto con l'aria fredda e quindi sono più efficienti soprattutto se le temperature sono molto basse. L'altro indumento fondamentale è la cuffia. Questa è fondamentale, dalla testa perdiamo moltissimo calore. Quello che ti consiglio è una cuffia a maglie strette che possa trattenere l'aria. Inoltre c'è un altro indumento con il quale io mi trovo molto bene ed è lo scaldacollo. Lo scaldacollo è in grado di proteggere dall'aria tutto il collo ed eventualmente può essere alzato sopra il naso e utilizzato tipo passamontagna. Anche il passamontagna può essere utilizzato, personalmente lo trovo scomodo, però in certe situazioni, soprattutto in alta montagna e nel caso in cui ci sia vento, è un indumento che trattiene il caldo e protegge soprattutto le guance. Bene, allora io credo di averti detto tutto per quanto riguarda l'abbigliamento dell'escursionismo invernale. Se hai qualche suggerimento da darmi o qualche domanda da farmi, lascia pure un commento che ne discutiamo un po' assieme. Spero che questo video ti sia piaciuto, se così fosse lascia un like e magari condividilo con i tuoi amici. Io ti ringrazio per avermi seguito e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao, a presto!